Ciao a tutti, buongiorno e bentornati nelle nostre rubriche degli affitti. Oggi è la prima rubrica della settimana, oggi è lunedì, spero che avete passato un buon weekend, magari siete riusciti a vedere le persone i vostri cari, che era un po' che magari non avevamo l'opportunità insomma di vedere, quindi spero che sia stato un buon weekend per tutti. Oggi il tempo non ci aiuta, almeno qui da noi piove, sarà qualche giorno così da quello che dicono le previsioni, però noi andiamo avanti sempre positivi e sempre col sorriso. Io oggi un po' meno, perché se vi ricordate vi ho detto che io mi carico con il sole, ma ne ho preso tanto la settimana scorsa e quindi oggi sono qua di nuovo pronta per voi per iniziare di nuovo le nostre rubriche. Quindi io saluto tutte le persone che sono collegate, vedo che l'audio va perché mi avete già salutato, mi avete risposto, e quindi partiamo con il nostro argomento di oggi. Se avete letto l'edit della rubrica di oggi parliamo di due tipologie di affitti e cercheremo di capire insieme quelle che sono le caratteristiche e che cosa magari a volte è opportuno valutare, come si valuta la scelta tra affitti brevi e affitti lunghi. Allora, io parto sempre da un presupposto, che la locazione sicuramente è un'ottima scelta nel caso in cui noi abbiamo una proprietà o decidiamo magari di impiegare la nostra liquidità in un qualcosa di alternativo che non sia uno strumento finanziario. Comunque la locazione è un valido strumento per abbattere i costi che noi abbiamo sulla nostra proprietà e anzi avere quindi una rendita e un guadagno, e vedremo poi le due tipologie di rendita e di guadagno che possiamo avere da una locazione, oppure addirittura invece che tenere la liquidità ferma in banca è opportuno magari valutare di fare un acquisto di un immobile per poi metterlo in locazione e quindi avere anche lì una rendita. Ok? Quindi non dimentichiamoci che anche l'acquisto di un immobile finalizzato poi all'affitto può essere sicuramente una valutazione da fare in momenti come questo. Tengo sempre a precisare una cosa che dico spesso ai clienti: tanti hanno paura della locazione, tanti hanno paura e lo vedono come un investimento a rischio, dare magari in locazione un immobile. Non è così, perché se voi andate a vedere quello che ci siamo detti nelle precedenti rubriche e avete capito, avete seguito tutti quelli che sono gli step da fare per non rischiare di trovarsi in quelle situazioni, capirete bene che questo è il motivo per cui vi dico che gestito bene e gestito in una certa maniera la locazione è indubbiamente un ottimo investimento da valutare. Ma veniamo a noi oggi. Allora, facciamo un cappello introduttivo. Innanzitutto è importante capire che cosa significa affitto breve e che cosa significa invece affitto lungo. Viene da sé che la parola stessa ci aiuta nella comprensione. Affitto breve significa affittare per brevi periodi, affitto lungo viene da sé che andiamo a cadere su tutte quelle che sono invece le esigenze abitative di prima abitazione per quanto riguarda una persona, quindi abitazione principale. Gli affitti brevi, mi rendo conto che quando parlo con le persone c'è un po' di confusione, perché spesso e volentieri sento parlare di locazioni transitorie associate ad affitti brevi, ok? Solo perché il tempo è breve non significa che quella tipologia ricada lì. Quindi affitti brevi in questa rubrica intendiamo soprattutto quelli che sono proprio gli affitti di breve durata, quindi inferiori comunque ai 30 giorni, quindi il weekend piuttosto che la settimana, piuttosto che 20 giorni, tutto quello che ricade nella parte anche giuridica che non necessita di registrazioni o di passi fiscali più importanti. In mezzo alla locazione di lungo termine e di breve termine c'è un'altra fetta di locazione che è la parte transitoria, che copre un periodo da 3 a 18 mesi, ma tutto questo poi lo vedremo in un secondo momento, quindi mi farà piacere poi darvi anche qui i dettagli di ogni singola caratteristica, di ogni singola tipologia di locazione. Ma partiamo dall'argomento di oggi, quindi è locazione breve o locazione lunga. Quali sono i criteri che ci portano a fare questa valutazione? Allora, io parto sempre da dire che quello che comanda la scelta di una decisione è un'analisi di quella che è l'esigenza che noi abbiamo. Se noi ci indirizziamo verso una locazione breve, dobbiamo tenere conto che necessiteremo di avere una gestione attiva probabilmente di quell'immobile.
quindi dovremo mettere in moto una serie di passi e una serie proprio anche di passi fisici che ci permetteranno di gestire la nostra locazione. Quindi vuol dire che dovremo gestire i portali, vuol dire che dovremo stare dietro alle richieste dei clienti, vuol dire che dovremo gestire le pulizie, gestire quello che è il cambio delle lenzuola, quindi strutturare una serie di azioni che ci permetteranno di avere una rendita, ma nello stesso tempo però dovremo farne altre che ci impegneranno anche la giornata e il tempo. Ok? Se invece noi ci rivolgiamo piuttosto ad un affitto lungo, in quel caso lì la gestione che noi avremo del nostro immobile sarà sicuramente in termini di tempo molto meno impegnativa. Che cosa vi voglio lasciare oggi? Vi voglio lasciare 5 piccoli step da analizzare per rendervi conto che cosa possono essere le valutazioni da fare positive in caso di un affitto breve e quali sono invece i 5 pilastri positivi per quanto riguarda la valutazione di un affitto lungo. Ok? Allora, partiamo con quello che può essere l'affitto lungo tradizionale. Quali sono i vantaggi che noi possiamo avere scegliendo questa tipologia di locazione? Innanzitutto, come vi ho appena detto, avrà una gestione passiva dell'immobile. Quindi una volta che noi abbiamo scelto di darlo in mano, affidarlo in mano al nostro inquilino, non faremo altro che occuparci di quelle che saranno eventualmente nel futuro le competenze che ricadono su di noi come proprietari, ma tutto quello che riguarda la gestione attiva dell'immobile non sarà di nostra competenza, quindi probabilmente l'unico nostro compito sarà quello di ricevere il bonifico e versare le tasse su quell'immobile. Quindi non ci dovremo occupare di gestire le utenze, non avremo problemi di dover stare dietro alle spese condominiali perché pagheremo solo ed esclusivamente la nostra quota di competenza, ma il resto competerà al nostro inquilino, non avremo gestione della parte della spazzatura e soprattutto anche per quanto riguarda la parte IMU potremo godere di una tassazione agevolata in alcuni comuni anche molto importante, perché facendo certe scelte di tipologie contrattuali che ricadono appunto nel lungo termine, come ad esempio i canoni concordati, se non li conoscete li vedremo più avanti, ve li spiegherò, c'è un abbattimento anche fino al 25%, ok? Quindi tutte queste caratteristiche non sono di poco conto, perché qua veramente è solo una rendita fissa garantita. Quindi ipotizziamo che noi abbiamo un immobile che decidiamo di dire non ci voglio pensare, per me deve diventare una rendita garantita, quindi noi prenderemo, facciamo un affitto standard, i nostri 500 euro al mese, li moltiplichiamo per i 12 mesi su 6.000 euro all'anno che noi andiamo a percepire. Una volta che noi abbiamo pagato, quando è il momento della dichiarazione, i nostri 600 euro fissi, perché si paga in caso di canone concordato, si arriverà a pagare anche un'aliquota molto agevolata al 10%, pagati 600 euro, pagata la nostra IMU agevolata, battuto il 25%, tutto quello che è, quello che rimane pulito è una nostra rendita, quindi veramente una gestione minima con tutto quello che poi sono invece quello che noi ne possiamo andare a guadagnare. Attenzione però, io vi parlo di rendite garantite e vi parlo di non pensieri e gestione non attiva ma passiva solo se vengono rispettati poi tutti i parametri di cui abbiamo parlato sempre in precedenza, ok? Andiamo a vedere invece nel caso in cui noi facessimo un affitto breve quali sono invece le cose positive che noi invece ci potremo trovare ad affrontare. Allora, innanzitutto scegliendo un affitto breve andiamo completamente ad azzerare tutti i rischi che ci sono di insolvenza. In termine tecnico si parla di morosità, rischio di morosità. Per morosità ovviamente, se qualcuno non conosce il termine, intendo rischio di insolvenza, rischio di mancato pagamento, ok? Perché cosa succede? Sapete bene che se fate un affitto breve viene pagato direttamente prima dell'ingresso tutto quello che è il canone richiesto, quindi non abbiamo problemi di dover gestire nessun tipo di spesa perché percepiremo il nostro canone in maniera anticipata. Avremo una gestione che comunque può essere delegata, quindi questa è una scelta nostra, quanto diciamo avere di rendita su questo immobile. Possiamo decidere di avere una rendita maggiore sicuramente rispetto a quello che è un affitto tradizionale, ma non dobbiamo dimenticare che alla rendita maggiore che noi avremo anche dei costi maggiori di gestione. Quindi vi invito a ragionare spesso e volentieri, chi ha una casa che vuole mettere in affitto, che vuole magari destinare al turistico piuttosto che occuparsene principalmente, non deve dimenticare che sui famosi, faccio un esempio ora parlando di cifre a caso,
sui 100 euro che noi percepiamo abbiamo comunque un'incidenza di quelle che sono poi le spese, quindi la gestione del portale, la pulizia della casa, il cambio delle lenzuola, tutte eventualmente quelle piccole riparazioni che dobbiamo fare nel caso in cui un inquilino, anche se per breve termine comunque è sempre un nostro inquilino, dovesse fare dei danni. Quindi mi raccomando, sicuramente c'è una rendita maggiore, ma non dobbiamo dimenticarci dei costi di gestione attivi. Un'altra scelta che noi possiamo andare a fare, sempre pensando di avere una rendita maggiore rispetto ad un affitto lungo, è quello di darlo in gestione ad una società. Quindi qua andiamo a ridurre il tempo che noi dedicheremo, quindi delegheremo tutta quella parte lì a quelle società che si occupano proprio della gestione degli immobili, ci garantiranno una certa entrata, ok, che sarà duratura nel tempo, legata da un contratto, determinata eventualmente da un qualcosa di scritto, e quindi anche a quel punto lì noi avremo la possibilità di avere una rendita garantita. La cosa che non vi voglio assolutamente lasciare come secondaria per quanto riguarda la scelta di un affitto breve sono due elementi che fanno parte dei 5 che vi ho stilato, però poi dopo li rivediamo uno per uno. Se voi avete, diciamo, una casa in vendita, potete anche valutare, nel momento in cui avete, diciamo, il periodo della vendita, di ammortizzare i costi vivi che voi avete del vostro immobile facendo delle locazioni brevi. Quindi questo vuol dire che potrete comunque avere la casa in vendita sul mercato, continuare a fare le vostre visite e nello stesso tempo ridurre i costi che voi avete comunque della proprietà di quell'immobile. È una cosa questa qui che va valutata e che generalmente non è una cosa, diciamo, che prendiamo subito di petto come per dire sì, ci conviene. Ci sono una serie di fattori che vanno analizzati, perché non dimenticatevi che comunque avere una casa vissuta da altre persone, in caso di visita bisogna vedere come viene poi gestita la giornata libera se non c'è l'inquilino. Quindi se la casa magari è già stata sistemata, non è stata sistemata, sicuramente abbiamo anche meno possibilità di fissare gli appuntamenti, però io ve ne parlo perché comunque è una cosa che non è da sottovalutare, ok? La possibilità quindi di una casa in vendita di essere comunque messa a reddito. La velocità, la libertà di scegliere di rientrare immediatamente in possesso del nostro immobile se ne abbiamo la necessità. Immediatamente magari no, vi ho usato un termine troppo... non è corretto, perché immediatamente vorrebbe dire che non stiamo valutando che ci sono comunque degli appuntamenti che abbiamo preso con dei clienti magari per il weekend, o comunque abbiamo magari delle persone che hanno già fatto delle prenotazioni, però sicuramente valutare di scegliere un affitto breve piuttosto che un affitto lungo ci riduce i termini in cui possiamo noi rientrare in possesso della nostra proprietà, ok? Quindi anche qui c'è da fare un'altra valutazione per quanto riguarda la parte tassazione. Sicuramente scegliere di fare un affitto breve ci permette di avere una maggiore rendita, come vi ho detto prima, da questo immobile, ma non ricadiamo spesso e volentieri nella parte di agevolazioni fiscali, non ricadiamo in tassazioni agevolate per quanto riguarda i redditi percepiti. Quindi prima di rielencarvi quelli che sono i 5 pilastri di entrambe le situazioni, voglio farvi un cappello conclusivo che vi dica: nel momento in cui avete un'esigenza di capire che tipologia di affitto scegliere, se l'affitto breve o l'affitto lungo, io vi do questo consiglio. Innanzitutto fate un'analisi della vostra esigenza, della vostra situazione, se è dettata da una cosa economica o se è dettata da una cosa personale, quindi come vi parlavo prima, la velocità di rimpossessarvi della proprietà. Redigere, nel caso in cui voi magari voleste optare per l'affitto breve, comunque un business plan dove potete andare ad analizzare tutti quelli che sono i costi che avrete di gestione, se lo fate voi, se lo delegate, e soprattutto non perdere mai di vista, nel caso in cui opterete per un affitto breve, dove è collocato il vostro immobile, fare un'analisi della zona circostante per capire quanti altri stanno facendo questo tipo di locazione intorno a voi, in che modo la stanno facendo, perché quella sarà la vostra concorrenza. Quindi, mentre nell'affitto lungo non avete niente a cui pensare se non presentare al meglio la vostra casa, come vi ho detto nelle vecchie rubriche, quindi quello è una cosa che dovete ricordarvi, è
imprescindibile, ok? Fare sempre la differenza, che sia un affitto breve o un affitto lungo, sempre la differenza. Ma a maggior ragione se noi lo facciamo come un investimento, quindi dove dobbiamo avere una rendita garantita, o come attività addirittura, mi raccomando, non perdiamo di vista l'analisi del nostro contesto, l'analisi delle persone che già lo stanno facendo. Vedo, soprattutto in una città come la nostra, ho visto tante case vacanze essere poste sul mercato, quindi tanti appartamenti magari ereditati che erano lì fermi, essere dedicati alla fine a questo discorso di affitti brevi, giustissimo, però se alla fine non do qualità, non do differenza, alla fine sono semplicemente uno in mezzo al mucchio, perché chi mi viene a scegliere mi sceglierà tutto sommato, ma alla fine se trova qualcosa di meglio, magari quel giorno lì a un prezzo più vantaggioso, scorre la mia pagina e se ne va avanti. Ma sulla micro ricettività più avanti magari faremo una rubrica dove vi darò degli ottimi consigli per quanto riguarda, se farete la scelta degli affitti brevi, cosa fare per essere sempre al top, che cosa fare per andare sempre a essere la miglior ricerca dalle persone. Scusate un attimo perché non vi vedo più e quindi vi chiedo un secondo solo che mi chiudo qua. Eccomi qui, così almeno adesso vi rivedo anche. Io rispondo sempre dopo alle vostre domande e a chi mi segue, perché così almeno quando sono con voi mi concentro su quello che voglio dirvi. Quindi chiudiamo. Analisi del contesto, business plan e valutare bene quindi tutte quelle che saranno i nostri risultati nel caso in cui abbiamo scelto di fare questo tipo di investimento. Allora, ripartiamo con le 5 situazioni. Affitto tradizionale, avremo la possibilità quindi non pensieri di gestione, quindi ci preoccuperemo solo di quello che sarà il canone che dovremo percepire e di fare i nostri step, ma non avremo bisogno di fare una gestione attiva. Tutto quello che riguarda il condominio non sarà di nostra competenza. Tutto quello che riguarda le utenze non sarà una cosa che dobbiamo stare noi dietro al pagamento delle bollette e tutto il resto. La parte IMU, quindi anche quello avremo la possibilità di avere una scontistica per quanto riguarda poi il pagamento dell'IMU sul nostro immobile. Importantissimo, mi raccomando, la residenza dell'inquilino, ma anche questo lo vedremo poi per quanto riguarda la parte più tecnica delle locazioni. Non per ultimo il risparmio che abbiamo sulla parte fiscale, quindi le imposte che andremo a pagare sui nostri redditi. Quindi queste sono le 5 cose che dobbiamo tenere a mente, che saranno di nostro vantaggio nel momento in cui decidiamo di fare un affitto lungo. Per quanto riguarda l'affitto breve, evitare quindi il rischio di insoluti, l'abbiamo visto prima, quindi non abbatteremo quasi completamente il rischio di avere delle morosità sul nostro immobile. La velocità di possesso nel caso in cui dovremmo valutare magari di cambiare qualcosa nella nostra proprietà, quindi possiamo assolutamente avere tempi più ridotti per rientrarne in nostro possesso. Valutare una rendita da investimento che, come vi ho detto prima, può essere maggiore o minore a seconda di quello che decidiamo di fare, se intervenire personalmente o darlo addirittura a gestire un'altra persona. La gestione a un'altra società che ci permetterà quindi di avere una rendita, ma anche di recuperare il tempo, quindi trasformare questo affitto breve in una gestione passiva come per i contratti più lunghi tradizionali. Ed infine il caso di valutare che se abbiamo una casa in vendita possiamo abbattere i costi che comunque abbiamo relativamente alla proprietà facendo questo affitto breve, quindi cercando di compensare quelli che sono i nostri costi con dei ricavi. Io vi ho fatto un elenco di vantaggi e svantaggi cercando di farvi capire che cosa dovete partire ad analizzare per scegliere se dedicarvi a un affitto breve o un affitto lungo. Quindi esigenza, business plan e soprattutto analisi del contesto per capire se il nostro investimento starà in piedi oppure no per quanto riguarda un affitto breve, oppure fare appunto, come tante volte consiglio io, magari piuttosto un affitto lungo piuttosto che breve e non pensarci più. Ma questo dipende da voi, dalla vostra esigenza, dalla tipologia di casa, da tutta una serie di elementi che solitamente vanno analizzati veramente bene prima di prendere una decisione. Io con oggi vi saluto, anche oggi abbiamo parlato abbastanza in superficie di questo che può essere, diciamo, una scelta che spesso e volentieri potreste trovarvi a fare nel momento in cui avete una proprietà, e ci vediamo nelle prossime rubriche, ci vediamo nei prossimi video e io come sempre vi saluto dalla Fenice Immobiliare e ci vediamo presto.